Seconda prova dall'Arcoveggio, un confronto per cavalli di 3 anni, sono 7 al via sul miglio, 1 Babylon Club, 2 Biagio 3B, 3 Brenda Pitts, 4 Bruno del Brenta, 5 Barba Blu, 6 Budweiser Matley, seconda linea, 7 Beverly Trio. Favori per Biagio 3B, Enrico Bellei, numero 2. Barba Blu, alternativa principale, numero 5. In partenza praticamente 3 su di una linea con Biagio 3B che conquista il comando, attaccato da Bruno del Brenta, Barba Blu, mentre lungo la corda però serra bene Babylon Club che rimane in scia. Numero 7 Beverly Trio squalificato. Squalifiche invece per Beverly Trio, 200 iniziali che vengono completati in 15 scarso, con in vantaggio Biagio 3B nei confronti di Bruno del Brenta all'esterno. Alla corda c'è Babylon Club, poi Barba Blu in seconda pariglia. A seguire in terza posizione alla corda Brenda Pitts, gli altri praticamente lontani. Primi 400 in 29,7 e 600 che se ne vanno nell'ordine del 45. In vantaggio dunque Biagio 3B davanti alle tribune, Bruno del Brenta per corsie esterne, copre Babylon Club, si trascina Barba Blu, lungo la corda rimane Brenda Pitts e questo quintetto procede avanti a Budweiser Matley che cerca di recuperare il gap dopo l'incertezza iniziale, 1.3.7 in passaggio agli 800 e chilometro che si avvicina con Biagio 3B sempre leader, 1000 metri in 1.15 e mezzo. Biagio 3B in vantaggio, Babylon Club in seconda posizione, all'esterno Bruno del Brenta, poi Barba Blu che accenna a venire via in terza ruota quando siamo a 400 dalla conclusione, il parziale in 14,8, insiste Barba Blu per sopravanzare Bruno del Brenta, operazione che deve ancora essere perfezionata, intanto Biagio 3B accelera, si trascina Babylon Club, curva un po' largo Barba Blu, retta d'arrivo con Biagio 3B che deve essere richiesto, ma nel finale allunga ancora molto bene e la lotta per il secondo vede sul traguardo emergere ancora Babylon Club che controlla Barba Blu, 1,14 ragguaglio conclusivo, 28,9 a chiudere, sicura crescita di questo Biagio 3B che Bellei porta al traguardo in percorso di testa, seconda a seguire per Enrico Bellei oggi in questa circostanza sia driver che trainer, la quota da favorito di 1,43 per Biagio 3B che vince comunque molto nettamente, secondo posto per Babylon Club che conferma comunque il buon rendimento, al terzo finisce Barba Blu.